Il nostro impegno va in questa direzione e si manifesta attraverso i 28.900.000 euro di investimenti dei quali 16 per la ricerca delle perdite, dei quali 4.800.000 euro appunto per il miglioramento della qualità dell'acqua, quindi sulla depurazione, per restituire all'ambiente un'acqua che sia più pulita e che quindi vada meno a intaccare quelli che sono gli ambienti acquatici. Questo appunto è proprio un obiettivo, l'obiettivo 14 dell'Agenda delle Nazioni Unite. Questo insieme con l'impegno nei confronti della formazione delle giovani generazioni. Ricordo che 31.000 studenti hanno partecipato ai programmi formativi di Piave Servizi, costituiscono l'impegno strategico di Piave Servizi in favore degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Abbiamo messo a terra 28.900.000 euro di investimenti, dei quali il 55% riguardano la rete idrica. Ricordo sempre i 9 milioni di euro soprattutto per la ricerca di perdite, e ricercare le perdite e tapparle, tra virgolette, costituisce la strategia migliore per ridurre la dispersione di risorsa idrica. Noi facciamo 1.041 controlli all'anno, 17.140 parametri che vengono verificati con un unico scopo: essere certi che i nostri utenti, che i nostri cittadini, quando aprono l'acqua e bevono l'acqua del rubinetto, quando aprono il rubinetto e bevono l'acqua, siano sicuri di quello che fanno.